Grande partecipazione oggi per la passeggiata nella valle dedicata alla giornata mondiale sull'autismo. Crolla una palazzina alla Playa di Licata, al momento nessuna vittima registrata. Elevate numerose multe dai vigili urbani di Agrigento nella serata di sabato nei pressi di via Atenea per sosta selvaggia. Tanti fedeli che hanno partecipato alla Domenica delle Palme a Raffadali. Oltre 700 le persone che hanno assistito sabato sera al concerto dedicato a Lucio Dalla al Pala Bellavia, sabato 4 aprile, concerto della band dei Dixit ad Agrigento. Diversi gli eventi sportivi nel fine settimana in città, la mezza maratona, la gara di mountain bike, l'Agragas vince e passa il turno per la semifinale di Coppa Italia. Buongiorno, benvenuti oggi con un nuovo appuntamento di lunedì 30 marzo, ampia la partecipazione. Stamani alla passeggiata nella valle in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, al fine di favorire la diagnosi e la riabilitazione e promuovere l'inclusione, organizzata dall'ASP, dall'USR e dal Parco della Valle. Noi abbiamo seguito l'inizio della manifestazione. L'ASP di Agrigento, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Parco della Valle dei Templi, in collaborazione con i vari servizi del territorio, hanno organizzato oggi la passeggiata nella valle in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, al fine di favorire la diagnosi e la riabilitazione e promuovere l'inclusione. Ampia la partecipazione di alunni di scuole provenienti da tutta la provincia e delle tante associazioni che quotidianamente si dedicano a ragazzi che soffrono di questi disturbi, che interessano in Italia oltre 500.000 persone, circa l'1% della popolazione, con un aumento costante delle diagnosi di circa 5.000 nuovi casi all'anno. Dottore Vedro, ecco, lei è responsabile dell'area che cura questo settore. Oggi questa iniziativa bella, anticipiamo ad Agrigento di 2 giorni la festa sull'autismo. Ecco, quanto è importante discutere di questa malattia. Buongiorno, è molto importante e infatti facciamo questa giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Perché è importante la consapevolezza? Primo per i numeri, noi abbiamo in Italia si stima che un bambino ogni 77 abbia un disturbo dello spettro dell'autismo, quindi tutti i bambini, tutti i ragazzi sono coinvolti perché il compagnetto di classe, sì, il fratellino, il vicino di casa, ognuno di noi o l'insegnante, quindi siamo tutti coinvolti, quindi è giusto conoscere, perché dalla conoscenza deriva il rispetto e deriva poi anche l'organizzazione della società. Con i tempi che ci vogliono, però è un discorso importante. Chi sono i bambini autistici? I bambini autistici sono, la maggior parte sono maschietti, abbiamo 4 maschi per una femmina, c'è la familiarità, abbiamo famiglie con 2-3 bambine con disturbo dello spettro. Autistici si nasce, autistici si diventa, autistici si nasce. Questo è molto importante perché ci sono stati tanti fattori, sì, che invece hanno creato sensi di colpa e difficoltà nelle famiglie, perché quando si dice, c'è stata anche nella storia recente dei mamme, dei bambini autistici, mamme frigorifere, anaffettive, come se la colpa fosse loro, oppure i genitori che avevano vaccinato i figli a causa del vaccino. Queste sono tutte false notizie, sì, e quindi è giusto avere questa consapevolezza che i bambini si nasce così, non si vede subito, perché non c'è un marker, se non c'è un esame che si può fare, si vede 2-3 anni perché i bambini hanno problemi di linguaggio, di comportamento, sì, possono avere problemi non ti guardano negli occhi, se la mamma la chiama non si gira, tutta una serie di segni che sono di allarme, che comunque ormai la comunità, i pediatri, abbiamo pediatri bravissimi che sono in grado di individuare subito. Ad Agrigento penso
perché tutte queste iniziative hanno creato questa consapevolezza, ognuno per la propria parte. Anche nell'organizzazione dei servizi abbiamo diversi servizi, non riescono diciamo, a dare delle risposte a tutti, però dei servizi ci sono, e ci sono perché c'è questa consapevolezza. Quindi questo è il senso di questa passeggiata, che ognuno di noi, i genitori dei bambini autistici che vedono tante persone, vabbè, è vero, mio figlio non parla, però parlano i loro compagni di scuola, mio figlio si arrabbia, però ci sono i suoi compagni che sanno come calmarlo. Mio figlio ha dei talenti, perché spesso hanno dei talenti che non vengono fuori, perché non sono ragazzini che dicono io lo so fare, lo dico io. Quindi c'è bisogno di bravi docenti che li conoscono, di bravi compagni che li conoscono, per fare venire fuori i talenti. E questo è il senso di questa giornata. Nome e cognome per i titoli? Io, Antonio Vetro, neuropsichiatra infantile. Oggi molte scuole coinvolte in questo evento, in questa giornata che l'ASP ha voluto anticipare. Ecco, lei è uno degli attori che ha contribuito a questo evento, a questa organizzazione. Sì, io penso che quest'anno si sia raggiunto un record sia come presenze che come partecipazione. Abbiamo 52 pullman, si stimano intorno alle 7.500 presenze. È un evento che è cresciuto nel tempo e che ci consente di riflettere tutti insieme sul fenomeno dell'autismo. Pensiamo che sia veramente una bellissima iniziativa curata dal dottore Vetro, da tutta l'ASP, e alla quale noi abbiamo aderito con grandissima emozione e molto convintamente. Grazie. Ecco, anche il vescovo oggi di Agrigento, Damiano, ha voluto essere presente e dare la sua testimonianza. Ma questa iniziativa è importante circa la consapevolezza sull'autismo, questa sindrome che più spesso viene riconosciuta, viene diagnosticata e che grava sulle famiglie innanzitutto, no? Che si trovano a vivere, a gestire, a supportare un problema che è più grande di loro e che visita le loro famiglie. Allora incontrarsi, rendere visibile in qualche modo l'attenzione su questa realtà mi sembra veramente importante. Ecco perché da questi momenti, da queste manifestazioni si possano anche immaginare strategie amministrative, politiche per poter accompagnare e studiare il fenomeno, ma anche proporre soluzioni per un accompagnamento sempre più maturo, sempre più adulto e responsabile. Sì, oggi diciamo che siamo scesi tutti qui in valle, anticipando quella che sarà il 2 aprile, la giornata mondiale della consapevolezza per l'autismo. È un modo per scuotere le coscienze, per far capire che ci siamo, però in realtà come rappresentante della mia associazione, sono la vicepresidente di Vita Autismo, in verità ci sarebbe ancora tanto altro da fare, da costruire, che ripetiamo anno dopo anno, perché questi riflettori si accendono sempre in prossimità della giornata del 2 aprile, però poi si spengono e i problemi rimangono. Parliamo sempre della necessità di fare rete, sì è vero, oggi qui vediamo il mondo delle scuole, il mondo dell'associazionismo, però io mi chiedo, tra una settimana cosa resterà di questa passeggiata nella valle? Quindi ci sono delle emergenze, ci sono delle urgenze che soprattutto noi genitori abbiamo bisogno di trovare delle risposte. Fin quando i nostri ragazzi sono nel mondo della scuola, ecco, hanno anche la possibilità di stare insieme ai loro coetanei, ma quando dal mondo della scuola si esce, io ve lo ripeto ogni anno, poi lì c'è il buio, perché noi genitori ci inventiamo le attività che è necessario portare avanti per favorire un percorso di crescita e consolidare le competenze che a scuola i ragazzi hanno acquisito, ma tutto questo in realtà non c'è, continua a mancare.
abbiamo la necessità, ecco, che tutto quello che si scrive nelle leggi, nel piano unitario per l'autismo, ecco, venga messo in pratica, la necessità di avere anche perché no, degli sbocchi lavorativi per i nostri ragazzi, delle possibilità di fare non solo terapia, ma ecco, ore in cui trascorrere serenamente il loro tempo libero. Ecco, io mi auguro che ancora una volta questi riflettori non si spengano e che tra una settimana, tra un mese si parli di autismo, ci si sieda ad un tavolo e si cerchi davvero di costruire. Signora, da dove venite voi? Siamo diverse classi, siamo l'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio e siamo qui insomma per fare questa passeggiata in onore della giornata per l'autismo. I ragazzi hanno fatto dei lavoretti, hanno fatto dei cartelloni e siamo venuti qua. Dico, è bello parlare di queste cose. Sì, anche sì, è bello anche per sensibilizzare un pochino i ragazzi, insomma, anche se sono piccolini, però già è giusto parlare di questi argomenti, ecco, già nelle varie scuole. Sono qui con il Liceo Politi di Agrigento, con la mia classe, con la quarta B Scienze Umane, e siamo felici di essere qui per questo momento di grande importanza. E speriamo che sia una sfida quella dell'autismo, perché questa passeggiata rappresenta un momento di condivisione e di cooperazione tra tutti, scuola, territorio, tutte le agenzie del nostro territorio, quindi associazionismo, club, quindi dobbiamo tutti fare qualcosa per dare un futuro e un'opportunità a questi giovani. E mi auguro che al più presto si possa riunire un tavolo tecnico per tener conto di questa situazione e cercare nel tempo più breve possibile di trovare una soluzione anche lavorativa, perché ritengo che essere cittadini significa in primo luogo essere lavoratori. Diamo dignità a noi stessi e a questi giovani. È una bellissima iniziativa che toccano con mano i bambini la realtà che purtroppo avanza in questo... Voi avete casi di questi a scuola? Nell'istituto Sì, certo, sì. senz'altro, in classe no, però è una bella esperienza, hanno lavorato su dei cartelloni, abbiamo lavorato sul vissuto. Quindi È giusto parlare è di giusto. queste cose. È giusto sensibilizzare soprattutto i bambini. Avete questo scriscione insieme Santa Chiara per Volare l'Alto. Ecco, da dove venite e com'è questa, come considerate questo evento? È un evento importante perché è importante. Da dove venite voi? Noi veniamo qua da Agrigento, a scuola Santa Chiara, dietro il villaggio Mosè. Siamo qua per partecipare e dare il nostro piccolo contributo con la presenza per quanto riguarda un tema molto importante poi che riguarda un po' tutta la società. Signora, lei vuol dire qualcosa? No, che oggi è Sì. una giornata importantissima, che è la consapevolezza sull'autismo, anche se la consapevolezza è tutti i giorni, non Sì. soltanto un giorno, però è bellissimo vedere tutta questa affluenza in questo giorno così importante. Valentina Oliveri è una mamma che oggi è qui e ci vuole dare la sua testimonianza di quello che si vive quotidianamente. Grazie, buongiorno, sono molto felice di questa giornata, sono soddisfatta che finalmente ci sia tanta divulgazione, se ne parli tanto. In qualità di mamma di un bambino autistico oggi sono qui, sta arrivando mio figlio con la sua scuola e sono veramente grata a tutti gli organizzatori di questa giornata meravigliosa affinché se ne parli sempre di più. Grazie. Crolla una palazzina disabitata a Licata, nella zona della Playa, nella giornata della Domenica delle Palme. Si cerca un uomo. L'allarme è stato dato da un immigrato che temporaneamente era con altre 2 persone nell'immobile. Il servizio. Una trentina di vigili del fuoco del distaccamento di Licata del comando provinciale di Agrigento, con l'ausilio dei colleghi del Movimento Terra di Palermo, Trapani e Messina, sono impegnati da ora a rimuovere le macerie della palazzina di via Soldato d'Andrea, nella località balneare della Playa Licata, crollata nel tardo pomeriggio della Domenica delle Palme. Un cedimento strutturale improvviso avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. La palazzina, a quanto pare disabitata, si è completamente sbriciolata al suolo. Scattato l'allarme, nella zona interessata sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato cittadino, il personale della protezione civile, i vertici dell'UTC del comune di Licata, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.
Dai primi controlli emersi nessuna persona sarebbe stata coinvolta nel cedimento, prosegue così, senza sosta il lavoro dei pompieri, c'è apprensione perché l'immobile sarebbe stato utilizzato come rifugio di fortuna da uno o più immigrati. Le prime ricerche con le unità cinofile dei vigili del fuoco hanno dato esito negativo, al momento nessuna presenza umana, ma si continua a scavare. Sul posto anche il sindaco Angelo Balsamo, che ha dichiarato: ha fatto intervenire mezzi meccanici privati per aiutare l'esecuzione dei lavori. Se i vigili del fuoco lo vorranno e se lo riterranno opportuno potranno utilizzarli. Stanno scavando a mani nude usando soltanto qualche piccone, stanno facendo tutto con la massima cautela proprio perché non sappiamo se tra le macerie vi sia o meno l'immigrato di cui non abbiamo notizie. Sanzioni per varie violazioni amministrative ai titolari di 3 locali del centro città. In via Atenea le hanno fatte nel corso della serata di sabato i poliziotti della questura e gli agenti della polizia locale. 3 esercenti sono stati sanzionati per violazione di carattere amministrativo, 2 dei quali per mancata esposizione di tabelle relative alle autorizzazioni e rispetto delle norme su alimenti alcolici. La sosta selvaggia in centro città in occasione della movida del sabato rappresenta un copione antipatico che ormai si ripete da anni. Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento in servizio per la movida di sabato sera hanno fatto ben 80 multe per divieto di sosta. Le principali violazioni del codice della strada sono state riscontrate nella piazza Aldomoro Marconi e via Vittorio Emanuele, nell'area intorno a Porta di Ponte, nelle vie Pirandello, Empedocle, Acrona, Imera e Viale della Vittoria. I distributori automatici di caffè e snack di un negozio H24 del centro città consentivano l'acquisto di alcolici ai minorenni senza alcun controllo sull'età, violando apertamente leggi e regole. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica un commerciante agrigentino. L'uomo, senza verificare l'età del cliente, ha venduto tramite il distributore automatico alcune bevande alcoliche a un ragazzo di 15 anni. È successo nella tarda serata di sabato nelle vicinanze di via Atenea ad Agrigento. I militari in servizio di perlustrazione per la movida hanno fermato il ragazzo che aveva da poco comprato gli alcolici attraverso le macchinette di un negozio, come ho già detto, H24. L'ipotesi di reato è di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16. Tanti fedeli che hanno partecipato a Raffadalia alla Domenica delle Palme, il servizio di Margherita Rupiano. Oggi entriamo nella grande settimana santa che culmina con il Trito Pasquale, la passione, morte e risurrezione di Gesù, che per noi è fondamentale. A Raffadali si rinnova la tradizione della Domenica delle Palme, segnando l'inizio della Settimana Santa, una giornata carica di significato religioso e partecipazione popolare che ha visto numerosi fedeli riunirsi per la benedizione delle palme e degli ulivi. Un momento suggestivo reso ancora più intenso dalla presenza di tante famiglie, anziani e giovani riuniti nel segno della fede e della tradizione. Durante la celebrazione, Donaldo Sciabarrasi ha voluto soffermarsi sul valore simbolico del gesto che ogni anno si rinnova, portare a casa un ramoscello benedetto. Portare a casa un ramoscello d'olivo significa portare a casa la pace. Quella pace di cui abbiamo tanto bisogno oggi più di ieri nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nel mondo intero. Allora il sacerdote che oggi benedirà le palme, il ramoscello d'olivo, ecco segno e simbolo della pace, benedetto, ecco porti a casa questa benedizione da parte del Signore a tutti noi. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, benedici questi rami di ulivo
e concede a La noi funzione si è svolta in un clima di raccoglimento ma anche di forte partecipazione comunitaria. I canti liturgici, le preghiere, il rito della benedizione hanno scandito una mattinata che segna ufficialmente l'inizio dei riti pasquali. Molti fedeli che al termine della funzione religiosa hanno portato con sé i ramoscelli benedetti destinati ad essere custoditi nelle proprie abitazioni come segno di protezione e fede. La celebrazione si è svolta in piazza Sant'Antonino, proprio davanti alla chiesa di Sant'Antonio da Padova, dove il parroco ha guidato il rito iniziale seguito dalla Santa Messa all'aperto. Nel corso dell'omelia un appello speciale rivolto ai giovani di Raffadali. Richiamo ai giovani per fare in modo che veramente possano recepire, percepire, riflettere, comprendere quello che Gesù realmente ha fatto per loro e per ciascuno di noi, cioè ha sofferto, è morto ed è risorto per noi. E io vorrei dire proprio ai giovani proprio questo, di sperimentare, sì di soffrire, sì di morire nel peccato o anche nella in quei valori che non riescono a credere, ma di risorgere. È tempo di risorgere a testa alta, è tempo di risorgere dalla droga, è tempo di risorgere dall'alcol, è tempo di risorgere dal gioco d'azzardo, è tempo di risorgere dal bullismo e fare in modo che tutto questo possa essere seppellito completamente attraverso questi 3 giorni e che il terzo giorno possiamo vivere da risorti, portando tutto nel sepolcro e mettendo tutto da parte. Mi auguro che questa Pasqua possa essere veramente questo per i nostri ragazzi e per i nostri giovani di Raffadali, di cui abbiamo tanto bisogno e che è una delle lacune purtroppo che abbiamo nella nostra città. Con la Domenica delle Palme la comunità di Raffadali entra nel vivo della Settimana Santa, un periodo ricco di celebrazioni che culmineranno nella Pasqua, un cammino spirituale che anno dopo anno continua ad unire la comunità nel segno della fede, della tradizione e della condivisione. Rigenerazione urbana, riduzione del consumo del suolo, l'aeroporto per ridurre il grave gap infrastrutturale, gli interventi necessari per contrastare il dissesto idrogeologico e garantire il decoro urbano e la protezione delle coste dall'erosione marina. Sono queste le azioni necessarie per superare le maggiori criticità del territorio agrigentino, secondo l'Ordine degli Architetti, che traccia un percorso a tappe per affrontare le tematiche da sottoporre all'attenzione dei candidati a sindaco. La prima tappa, quella odierna, ha dichiarato il presidente dell'Ordine Rino Lamendola, è riservata al tema della rigenerazione del decoro urbano, mentre nei prossimi giorni ci sarà spazio per le strategie da adottare per superare l'isolamento infrastrutturale, la fragilità idrogeologica del territorio e il fenomeno dell'erosione marina, augurando una serena e proficua campagna elettorale a tutti i candidati a sindaco della città di Templi. Afferma Lamendola, offriamo loro queste prime idee alle quali nei prossimi giorni faranno seguito altri nostri contributi per il superamento delle più importanti criticità del territorio agrigentino. Manifestazione per il sì al futuro ponte sullo Stretto di Messina, che ha visto anche la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Grazie agli organizzatori, grazie ai sindacati, grazie agli autotrasportatori, grazie agli agricoltori, grazie ai messinesi e ai reggini. Permettetemi un ringraziamento anche particolare che quasi mai si fa nelle manifestazioni in piazza, visto che mentre noi oggi siamo qua gioiosamente con un bel clima fresco, un bel clima lombardo, siamo qua però a portare idee. A Roma ci sono alcune migliaia
di lavoratrici e lavoratori in divisa, perché non si sa quando manifesta gente di un certo tipo cosa succede. Ci tengo a ringraziare anche poliziotti, carabinieri, donne e uomini in divisa delle forze dell'ordine, perché quando a Messina, e voi lo sapete, manifestano quelli del no, muri, macchine, strade, piazze, lasciano il segno del vandalismo e della violenza. Io vi ringrazio perché questa è la Messina che vuole costruire, pacificamente, col sorriso, senza polemiche. Che dire, abbiamo appena finito le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, Olimpiadi Paralimpiadi, anche lì c'erano quelli che non le volevano, a Milano, a Cortina, anche là quelli del no, che non voglio mai niente, non va mai bene niente, non funziona niente. Voi li avete in ufficio, li avete a volte come colleghi, i bastian contrari, quelli che si alzano la mattina e sono arrabbiati col mondo e andrà tutto male e qua non funziona niente e poi aspettano. Il ponte non è un'opera infrastrutturale che serve, perché i ponti servono, le gallerie, le ferrovie. Il ponte, per quello che mi riguarda, è un messaggio d'amore e di speranza per milioni di giovani italiani e per milioni di giovani in tutto il mondo. Siciliane sulla sponda calabrese, e pensate a come cambia la vita con una linea metropolitana dello Stretto che fa 200 corse di metropolitana tutti i giorni. Pensate agli studenti, agli insegnanti, ai medici, agli infermieri, agli avvocati, agli operai. Pensate agli agricoltori, a quanto tempo in meno ci mettono a portare lo straordinario frutto della terra siciliana, non a Villa San Giovanni, ma a Roma, a Milano, a Berlino, a Stoccolma. Grande successo al Palaforum Bella Via per la Sera dei Miracoli, lo spettacolo tributo dedicato a Lucio Dalla che ha divertito anche il pubblico agrigentino. Il servizio di Margherita Tropiano. È certamente stata una sera dei miracoli che Lucio Dalla, se fosse ancora tra di noi, credente com'era, avrebbe testimoniato. Il concerto tenutosi sabato al Palaforum Bella Via, omaggio a Lucio Dalla, è stato veramente prodigioso, dinamico ed impatto. La potente e incisiva voce di Lorenzo Campani e una band di musicisti d'eccezione hanno personalizzato le esibizioni e coinvolto in maniera piacevolissima la folta platea. Una musica caratterizzata da numerosi e graditi arrangiamenti curatissimi, con forti e ben bilanciate influenze rock, marcate e volute. Lucio Dalla stesso, pur essendo un jazzista di formazione, ha avuto fasi molto vicine al pop rock, ma che nello specifico sono frutto della esperienza che Lorenzo Campani ha maturato anche attraverso collaborazioni con icone del rock italiano come Vasco Rossi e Ligabue e che hanno determinato delle sonorità in cui a tratti si sentivano proprio le note dei due più grandi rocker italiani, con chitarristi come Marco Locatelli e Ivan Geronazzo che hanno mostrato le medesime abilità di Capitan Fede e Poggi Bollini, e una band che con equilibrio e temperamento, nonché tanta creatività, ha ripercorso le più belle e conosciute canzoni di Dalla, ma anche quelle meno note, da 4 marzo 1943 a Caruso, con una chiusura sulle note di Attenti al lupo che ha trascinato il pubblico in canti e balli. Commozione in sala quando Lorenzo Campani ha intonato Il cielo in una stanza di Gino Paoli, augurandogli buon eterno viaggio, e ancora platea, piacevolmente stupita ad ascoltare Il gigante e la bambina e Occhi di ragazza di Gianni Morandi, proposte perché entrambe musicate da Dalla. Non è stato solo un concerto, ma un rito collettivo, una serata in cui sembrava quasi di vederlo ancora lì, quell'angelo disteso sulla città, perché in fondo la musica serve a questo, ricordarci che
con una cover del genere, almeno per una notte, tutto è possibile. Un plauso anche questa volta va al patron del Palaforum, Enzo Bellavia, capace di realizzare con capacità, autonomia e rischio imprenditoriale eventi che coinvolgono il grande pubblico e diffondono una delle pochissime vere immagini positive della nostra città. Prima di essere ammazzato, fucilare in esplosione nella stanza sul bordo, con l'unico vestito ogni giorno ricordo. M'aspettò come un dono d'amore in un altro primo mese. Compiva 13 anni, le strofe di taverna le cantò la vita. Viene la regia per la pubblicità. E il prossimo sabato 4 aprile la band agrigentina dei Dixit ospiti allo Scaro Caffè di Agrigento. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Altre presenze in pubblico e altre esibizioni tra gli applausi. Per la band agrigentina dei Dixit il viaggio verso il successo continua con momenti di grande soddisfazione. I 6 ragazzi del gruppo, Gabriele Dinolfo, Salvatore Consiglio, Alessio Gallo Afflitto, Alfonso Monaco, Calogero Albano e Giuseppe Monaco, non finiscono di stupire per la loro bravura, riconosciuta a Roma al Cantagiro, che li ha praticamente lanciati. Superata la competizione romana, i Dixit sono tornati il 23 febbraio scorso sul piccolo schermo, ospiti della trasmissione di Michele Guardì, I fatti vostri, su Rai 2. Nello studio del programma, forse per esigenze di copione, i 6 musicisti interpellati dalla conduttrice Anna Falchi hanno ammesso di arrivare da Casteltermini, che è il paese di Michele Guardì e del chitarrista del gruppo Salvatore Consiglio, ma in realtà l'origine del gruppo è agrigentina. Loro sono infatti la band di Agrigento, come sono stati presentati sul palco del Cantagiro. Nei giorni scorsi i 6 musicisti sono stati ospiti del liceo Leonardo Sciascia di Agrigento, invitati dalla dirigente Giovanna Pisano e dai rappresentanti di istituto Paolo Lacorte, Nadia Fucà e Domenico Cappello. E non è finita, perché sabato 4 aprile alle 21 i Dixit saranno presenti allo Scaro Caffè di piazza Ravanusella. Ad attenderli sicuramente un'altra occasione per dimostrare la bravura che li distingue.
Passiamo ora a un'ampia pagina di eventi che si sono svolti nel fine settimana ad Agrigento, come la 22esima edizione della mezza maratona della Concordia, una corsa di oltre 21 km che si è snodata tra il lungomare di San Leone e la suggestiva Valle dei Templi. Si è svolta ieri la 22esima edizione della mezza maratona della Concordia ad Agrigento, una classica corsa di oltre 21 km che si è snodata tra il lungomare di San Leone e la successiva Valle dei Templi, passando dal Tempio della Concordia. L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di circa 1000 atleti, con la partenza e l'arrivo al lungomare Falcone Borsellino per il Viale delle Dune. La mezza maratona è una gara competitiva di circa 22 km della Concordia Sicilia Running, organizzata dal Lions Club Agrigento OS. Per gli appassionati del running la gara ha rappresentato un connubio unico tra sport e patrimonio storico-culturale, con il percorso che ha toccato siti di straordinaria bellezza. Ha tagliato il primo guardo Gianfranco Messina della SD Polisportiva Atletica Bagheria, che si è anche aggiudicato il trofeo Mario Mondello. Tra le donne, vittoria per Desiree Cugnata dell'Athlon Camarina, che ha conquistato il trofeo Liliana Cusumano, confermando il proprio valore su un percorso tecnico e impegnativo. La presidentessa in questo caso del Lions Club Agrigento Ost, Egra Tornambe Corallo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Beh, oggi il podismo si riunisce in questa splendida cornice di Agrigento che metaforicamente ne diventa la capitale grazie alla sinergia delle istituzioni, delle associazioni dei cittadini. Beh, noi Lions siamo orgogliosi di sostenere da 22 anni questa iniziativa grazie alla passione, alla competenza, all'impegno di un nostro splendido socio Antonio Calamita che, diciamo, con il suo operato ha fatto diventare questo evento atteso e qualificato nel mondo podistico regionale ed oltre. Secondo me questo è un ruolo importante per la città di Agrigento e io do un saluto di benvenuto a tutti gli atleti ci presenti sotto il problema della vari parte d'Italia, quindi Agrigento e San Leone non poteva non accogliere tutti gli atleti per una bellissima giornata in questo contesto meraviglioso. Io volevo anche dare un applauso all'associazione che anche quest'anno ha dato prova di aver messo su un'iniziativa di livello importante, di alto livello e che dà lustro ovviamente non solo alle discipline sportive che si praticano in questo territorio, ma soprattutto per quella capacità di fare squadra, sinergia con le istituzioni e fare sì che anche in una giornata domenicale, una giornata particolare come la Domenica delle Palme, si possano contemperare le esigenze della cittadinanza e quelle ovviamente di chi ospita le iniziative sportive. Quindi questo lo abbiamo traguardato e quindi è un ottimo successo di squadra. E noi chiaramente non possiamo che ringraziare lei chiaramente nella sua persona, appunto quale prefetto della provincia di Agrigento, ma anche tutti i collaboratori che hanno poi messo in cantiere tutti gli atti proprio a riuscire a contenere questa massa di atleti che comunque così un po' snodandosi lungo le strade di Agrigento hanno anche un po' colorato questo paesaggio. Quindi sicuramente il ringraziamento deve essere rivolto necessariamente ed è un atto doveroso a tutti i rappresentanti delle forze di polizia, a tutti coloro che operano su strada, tutti i volontari, le associazioni di protezione civile, cioè tutto quell'apparato che sta dietro ad ogni evento e che consente che si possano realizzare questi eventi in totale sicurezza e quindi non solo dei cittadini ma principalmente degli atleti. E la SD Acrabike Agrigento, con il patrocinio del comune di Agrigento, ha organizzato ieri la terza edizione del Gran Fondo MTB Valle dei Templi. La gara, valevole come prova di campionato di Coppa Sicilia sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da tutta la Sicilia.
Cristian Licata, una bella giornata ha accompagnato questa bella manifestazione. Ecco, raccontaci un po' questa esperienza, come è nata, gli obiettivi, i partecipanti, insomma, te dici di più. Sì, ma siamo alla terza edizione della Gran Monte MTB Valle dei Templi Agrigento. Questo, come vi ripeto, è la terza edizione. Abbiamo lavorato contro tutto, contro tutti e anche contro le previsioni meteo, perché abbiamo tracciato un percorso di 43 km in poco meno di 2 settimane, quindi il team che è stato al lavoro è stato bravo, ci siamo divisi i compiti per arrivare tutti allo stesso fine, che è quello di portare un po' di allegria, un po' di sport, un po' di cultura, perché ripetiamo a tutti che lo sport è cultura ad Agrigento, in un momento in cui Agrigento sta vivendo un po' così. Noi abbiamo, con la nostra edizione, abbiamo dato un piccolo contributo, perché abbiamo registrato oltre 350 partenti e quindi l'80% sono tutti della provincia del Messinese, della Sicilia orientale ed estremo della Sicilia occidentale, quindi hanno pernottato qui e oggi ci godiamo quelle che sono state 2 settimane davvero terrificanti, Io ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborato, dalla mia associazione che è la Club Bike Agrigento, a tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia, alle istituzioni, alla prefettura, a tutti gli enti, alla questura che hanno fatto un lavoro encomiabile, all'amministrazione comunale, devo dire, perché ricordiamo che oggi c'era una seconda manifestazione, siamo in concomitanza con la mezza maratona. Devo dire che nessuno si è fatto male, siamo stati bravi entrambe le organizzazioni a coordinarci affinché loro per la loro, noi per la nostra andasse tutto bene. Che dire, abbiamo dato fiducia alla società, io in particolare in quanto tesserato anche di Agrabike, quindi a maggior ragione, ma soprattutto come federazione abbiamo sposato fin dall'inizio questa iniziativa, siamo già alla terza edizione, siamo riusciti a creare questo evento che, come avete potuto vedere pure voi stessi, richiama oltre 350 persone ad Agrigento con relative famiglie, accompagnatori e quant'altro. È un bene per la pubblicità, veicola il nostro nome in giro per la Sicilia e soprattutto dà l'opportunità a chi non è mai stato in questa città di vedere le bellezze. Siamo in una location meravigliosa, siamo sotto nella Valle dei Templi, quindi io sfido chiunque a organizzare qualcosa del genere. Complice anche la bella giornata. La fortuna nostra è stata che oggi il tempo ci ha graziato. Il tempo ultimamente, le giornate sono state veramente inclementi, per noi che chiaramente facciamo un'attività fuoristradistica, andare con il fango, l'acqua diventa ancora più impegnativo. Oggi il tempo ci ha aiutato, i ragazzi si sono divertiti moltissimo, non c'è stato nessun incidente, per fortuna nessuno si è fatto male, cioè che dire, meglio di così non poteva andare. Primo classificato di questa iniziativa sportiva. Allora, nome e cognome, da dove vieni, che impressione hai avuto? Allora, sono Andrea Virga, da Vicari, e oggi è andata bene, percorso molto bello, duro, non lasciava respiro. È stata una bella gara, dai. Ho replicato la vittoria dell'anno scorso, anche se gli avversari erano abbastanza impulsivi e quindi ho fatto molta fatica per riuscire a chiudere in prima posizione, però ce l'abbiamo fatta. Il percorso era abbastanza segnato bene, curato nei minimi dettagli, nonostante le piogge la settimana scorsa si è potuto pedalare abbastanza bene e niente. Complimento agli organizzatori di Agrabike, al presidente Cristian Licata che ha lavorato bene per questa bella riuscita della gara. Tu hai vinto una bella manifestazione, raccontaci questa esperienza. Allora, funestati dalle piogge, non speravamo assolutamente di trovare un percorso così ben costruito, ben congegnato. Devo dire nessuna pecca, veramente un bene placido all'organizzatore che si è impegnato più del dovuto perché ha fatto le umane e divine cose. Ci siamo divertiti
e quando uno si diverte vuol dire che il percorso non ha creato nessun tipo di problema. L'immagine, lo sfondo parla da solo, era una situazione forse ripetibile a livello mondiale. Speriamo che questa cosa venga anche divulgata a livello nazionale, perché vorremmo fare delle cose molto più grandi, più belle e soprattutto portare molta gente per apprezzare quelle che sono le meraviglie della nostra città. Com'è andata? Una impressione su questo percorso? Percorso fantastico, a mano di tutti. Niente, divertente, sempre di grande accoglienza. Agrabike numero 1. Lei da dove viene? Ragusa. E tu? Da Scicli, provincia di Ragusa sempre. Bellissimo percorso, è stato fantastico veramente, ci siamo divertiti, questa è una cosa più molto ben segnalato, punti di ristoro a posto, non ci possiamo lamentare veramente. Complimenti all'organizzazione. Com'è andata? Da dove vieni? Come ti è sembrata la giornata? Dalla provincia di Catania, è bellissima la giornata, il percorso è bellissimo, la gara è meravigliosa. Quanto tempo hai impiegato? 3 ore e 38. Com'è andata? Un'impressione a vivo, a caldo? Stanco, felice di averla portata a termine, l'importante è quello. Da dove vieni tu? Vittoria. Ti è piaciuto il percorso? A me sempre piace venire qua da Agrigento, è un bel percorso, ti diverti, è simpatico, molto simpatico, molto divertente, ti diverti, se non ti diverti qua non ti diverti da nessuna parte. Un giovane che ha partecipato alla gara, raccontaci com'è andata? Tutto bene, mi è piaciuto, è stato divertente, faticoso, però è stato bello. Da dove vieni tu? Da Agrigento, qua. Ah, da Agrigento. Da ripetere insomma. Certo, il prossimo anno sì. Tu a quale squadra appartieni? Alla Racing Team, Agrigento. Da dove vieni? Com'è andata? Da Alcamo, benissimo, oddio, ci siamo divertiti. Poteva andare meglio, però va bene così. L'importante è divertirsi e venire qua con lo spirito di coesione, di sport, amicizia, e quella è la cosa che conta, va bene così. Supportate l'evento voi, giusto? Noi supportiamo l'evento, è il terzo anno che supportiamo l'evento ed è un vero piacere con Cristian Elicata, il patrono di questa bellissima manifestazione che riunisce diversi sportivi non solo della provincia di Agrigento, quindi siamo qui con la nostra scuola, i nostri chef, siamo veramente felici di partecipare. Ecco, che cibo state dando? Allora, abbiamo preparato un piatto di pasta con broccola e salsiccia, un uovo mettiamo nel piatto e il primo sale, quindi un cibo che diciamo è molto gradito agli sportivi dopo uno sforzo che hanno fatto stamattina. Vediamo adesso un'ampia panoramica sugli avvenimenti di calcio della domenica curata dal collega Carmelo Lentini. Amara sconfitta per il Castrum Favara che avanti 2 reti si lascia riprendere e poi cedere con il risultato di 3-2 con la nuova Igea Virtus. Un'occasione persa per i ragazzi di Piero Infantino che pregustavano una vittoria che li avrebbe portati in una zona sicuramente più tranquilla. Invece qualcosa si è inceppato. Goleata invece della Nissa che conquista vittoria primata a San Cataldo con il risultato di 5-1, che approfitta anche della sconfitta interna dell'Athletic Palermo in casa con Regina per approdare in vetta alla classifica. Cambia dunque tutto ed appena 5 partite dalla fine vediamo un po' cosa potrà succedere. Non ha giocato l'Eccellenza perché tutto è rinviato a dopo Pasqua. Ha giocato invece l'Acregas in Coppa Italia. Esce imbattuto dallo stadio Gicino Micale di Capodorlando e accede meritatamente in semifinale. Una gara da 2 volpi, nel primo tempo meglio la compagine peloritana, molto motivata, che ha anche colpito un paio di traverse e quindi ha segnato il vantaggio con Frisenta di testa su ribattuta del portiere. Acregas opaco e a tratti impacciato che ha cambiato ritmo e atteggiamento nel secondo, riuscendo a trovare il pari nel finale grazie ad una prodezza del giovane Casucci. L'attaccante infatti riusciva a vincere un contrasto a centrocampo, si presentava quasi dal limite dell'area e con un bel tiro di destro insaccava alle spalle
spalle del portiere Caserta. I risultati finali delle altre gare in programma hanno promosso le 4 squadre che andranno in semifinale, le quali sono Atletico Partinico, Santa Venerina, Priolo e anche lo stesso Acregas. Adesso si attende il sorteggio che verrà effettuato a Palermo nella sede della LDD e deciderà gli accoppiamenti. Da sottolineare che la vittoria in Coppa Italia dà diritto al salto di categoria in eccellenza, una finestrella che l'Acregas sta seguendo con molta attenzione. Per quanto riguarda invece il campionato, 4 giornate dal termine, si dovrà osservare ancora una giornata di sosta pasquale e si riprenderà domenica 15 aprile con l'Acregas impegnato in casa con il Calat. Intanto si è disputata a Casteltermine il recupero interno con la vice capolista Alcamo. Ha vinto la squadra di Casteltermine per 2-1 e come così un notevole passo avanti in classifica generale. Ospiti bianconeri in vantaggio sul calcio di rigore al 25esimo con Riccobono, pari dei padroni di casa con Noto sempre su penalty. Infine il gol vittoria di Avignone che fa guadagnare 3 punti preziosi e di fatto consegna la promozione ai cugini dell'Aragona che guardano al prossimo futuro con maggiore ottimismo. Ma c'è un'altra squadra agrigentina che approda nel campionato di promozione. Si tratta dell'Empedoclina che ha vinto la sua ultima gara in trasferta ed accede con pieno merito nel campionato superiore a conclusione di un torneo che lo ha visto protagonista sin dalle prime battute. Un solo punto di distacco è bastato per vincere la concorrenza di Cianciana e Fada che hanno cercato di ostacolare la marcia della compagine granata. La vittoria che ha decretato la promozione diretta è stata ottenuta a Palermo contro il Rangers con il risultato di 3-0. Le reti sono state di Conè, di Pepito Lopresti Seminerio e Davide Sanfilippo. La squadra ha fatto ritorno a Porto Empedocle dove ha festeggiato insieme ai propri tifosi. Una città in festa e caroselli di auto con bandiere e sciarpe granata al vento. Passiamo ora all'Acregas che soffre, reagisce e porta a casa la semifinale di Coppa Italia a Capodorlando, finisce 1-1, ma il 3-1 dell'andata pesa e spalanca le porte del turno successivo. In sala stampa Sebbi Catania analizza con lucidità nel primo tempo l'Orlandina ha fatto una grande partita meritando il vantaggio e mettendoci in difficoltà. Le interviste in sala stampa del post partita. Nel primo tempo hanno fatto una grande partita l'Orlandina, ci ha messo parecchio in difficoltà, ha meritato il vantaggio, però poi devo dire che il secondo tempo l'Acregas ha risposto alla grande, abbiamo pareggiato, potevamo anche raddoppiare in qualche occasione, però va bene così, la cosa fondamentale era il passaggio del turno, ci siamo riusciti e siamo contenti. Però ti ribadisco, incontravamo una squadra di valore e ci può stare che quella squadra ti mette in difficoltà. Tengo a ringraziare la società dell'Orlandina per come ci ha accolto, ricambiando quello che abbiamo fatto noi all'andata, e faccio complimenti al mister Letizia perché comunque noi oggi abbiamo superato il turno con una squadra di assoluto valore. A questo punto una vale l'altra perché su 4 squadre 3 stanno lottando per vincere il campionato e il Partinico sta facendo altrettanto bene nel suo girone, per cui secondo me una vale l'altra. Godiamoci questo passaggio di turno, facciamo gli auguri a tutti gli sportivi agrigentini, tifosi del Gigante e poi si pensa con serenità. Dopo la Pasqua ci sarà il Caltagirone. E poi si pensa al Caltagirone. Diciamo nei 180 minuti sono state, come ha detto lei, 2 bellissime partite, come ho detto anche in altre occasioni. Non sembrava una partita di promozione, c'era un grande pubblico, noi abbiamo spinto tanto il primo tempo, ovviamente siamo stati sfortunati perché abbiamo preso anche 3 legni, abbiamo messo pressione all'Acregas che sappiamo che è una squadra forte per fare bene in questa competizione e addirittura in campionato, ancora in corsa. Peccato perché poi nel secondo tempo un pochettino loro hanno spinto di più, però noi eravamo là che potevamo fare gol anche in altre circostanze. Il nostro portiere diciamo non ha fatto mai una parata, la prima occasione l'Acregas ci ha puniti. Peccato perché oggi veramente i ragazzi si sono superati
che dire, purtroppo la Coppa è così, si gioca in 2 partite, però alla fine non posso rimproverare niente ai miei ragazzi. Dopodiché voglio fare i complimenti all'Agrades perché, come ho detto anche in precedenza, all'andata sono stati ospitali, persone per bene, una società seria. Noi oggi abbiamo ricambiato altrettanto, il calcio deve essere questo, è stata una bellissima gara perché penso che la gente oggi si sia divertita. Sì, oggi primo tempo abbiamo sofferto tanto, ma nel secondo tempo siamo usciti, abbiamo fatto un secondo tempo straordinario e un gol di Casucci veramente di altra categoria. Ho sofferto come tutta la squadra perché ci eravamo un po' spaventati, per dire il vero, però già negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo Sebbi Catania ha caricato i ragazzi, gli diceva si vince se si ha il coraggio di vincere. I ragazzi sono usciti, abbiamo fatto questo 1-1, ora siamo in semifinale e ce la giocheremo tutta. L'Agrades è in corsa su tutti e 3 gli obiettivi, ma l'obiettivo finale è quello di salire di categoria, andare in eccellenza da qualsiasi porta, da qualsiasi strada. Noi non l'abbiamo mai nascosto, l'obiettivo nostro è quello di andare in eccellenza. Grazie davvero ai tifosi che si sono riuniti a cantare, non hanno finito mai di cantare e sono venuti fino a qui ed è stato davvero bello. La partita tirata, un primo tempo di chiara matrice casalinga e l'Orlandina è andata meritatamente in vantaggio perché ha preso 2 traverse, quindi ha esercitato una maggiore predominanza territoriale, quindi il primo tempo sicuramente meritato da parte dell'Orlandina. Noi sottotono, un po' lenti, un po' timorosi. Il secondo tempo si è rivista l'Agrades che conosciamo con una maggiore intensità, una maggiore cattiveria, una maggiore presenza nella metacampo avversaria e avendo cambiato il ritmo poi abbiamo riacciuffato anche lì secondo me meritatamente il pareggio. Penso che il risultato della partita sia giusto, il passaggio del turno ugualmente giusto a nostro vantaggio. Sai, alla fine del girone d'andata abbiamo sviluppato una riflessione anche sotto il profilo tecnico e con qualche partenza che c'è stata è sorta la necessità di rimpinguare l'organico e penso che l'abbiamo fatto nel modo migliore, anche lì oculato, perché abbiamo preso ragazzi validi di esperienza, Mario Vizzini, Cristian Casucci, Alessio Ferotti, tutta gente che, parliamoci chiaro, ha esperienza da vendere alle spalle, seppur giovani di età. Innanzitutto grazie per i complimenti e poi per me è motivo di orgoglio segnare con questa maglia e non c'è emozione più bella qualsiasi sia la categoria. Sono felice di aver dato un contributo a partire da febbraio ai miei compagni, alla squadra e alla città. Ecco. Niente, semplicemente mi è arrivata questa palla, il mio compagno fa la sovrapposizione, porta via l'uomo, mi accentro e calcio e la palla è entrata e poi non ho capito più niente, sono andato sotto la curva. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.